Oggi due prime pagine molto diverse sui nostri quotidiani, il Corriere delle Alpi e il Gazzettino di Belluno. Il Corriere titola così in apertura: Agordo, bufera a scuola. A scatenare la protesta problemi di relazione con la dirigenza. Vari docenti hanno rinunciato agli incarichi assegnati in autunno. Al Follador, parliamo del Follador, si è dimessa gran parte del consiglio d'istituto. L'ufficio regionale avvia un'ispezione. Tra un attimo andiamo a vedere qualche particolare in più su questa notizia. Saltiamo alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. E vedete che qui invece il titolo principale si riferisce ai dati presentati dal soccorso alpino. In montagna dimenticate i social, è l'appello. Il soccorso alpino regionale ha presentato i dati del 2024, ci sono stati 1081 interventi per soccorrere 1225 persone, in leggera salita, in crescita i decessi. Il presidente Zande Giacomo, il nuovo presidente del soccorso alpino regionale, che è di Auronzo, avverte gli escursionisti: non fidatevi degli influencer, a volte danno indicazioni sbagliate. Andiamo a vedere anche qui poi l'approfondimento all'interno e torniamo al Corriere per capire meglio che cosa sta succedendo appunto al Follador, anche se vedrete l'articolo di Paola Dallanese rimane sul vago, perché di fatto anche i sindacati sono molto abbottonati su quello che sta succedendo, per cui la ricostruzione è una ricostruzione che fa quello che può, insomma, ecco, necessariamente con le notizie che ci sono. Tensioni con la dirigenza, bufera a scuola, questo a pagina 27 del Corriere delle Alpi. Dimissioni di gran parte dei rappresentanti del Consiglio d'istituto, partita un'ispezione dell'ufficio scolastico regionale. Allora, vi leggo solo l'inizio dell'articolo di Paola Dallanese, poi come sempre la raccomandazione, l'invito è quello di andare ad acquistare i nostri giornali provinciali, il Corriere, il Gazzettino, il nostro L'Amico del Popolo, perché è giusto così, insomma stiamo leggendo il frutto del lavoro dei colleghi e del Corriere, in questo caso Paola Dallanese. C'è aria pesante all'Istituto Superiore Follador de Rossi di Agordo, dove qualche giorno fa gran parte del consiglio d'istituto, composto da personale scolastico, che vuol dire docenti e amministrativi, composto anche da genitori e studenti, insomma più o meno abbiamo presente tutti, no? Com'è il consiglio d'istituto. Gran parte del consiglio d'istituto ha deciso di dimettersi ed è partita anche un'ispezione da parte dell'ufficio scolastico regionale, una decisione tutt'altro che facile, quella presa dai membri del consiglio d'istituto, ma che sarebbe stata dettata principalmente da problemi di relazione con la dirigenza e di gestione della scuola. Da 2 anni l'istituto è retto dalla preside Antonella Pacieri, che prima di scegliere questa scuola era stata la dirigente dell'istituto comprensivo Belluno 1. Allora ricordiamoci che in questi anni la scuola ha subito dei profondi mutamenti e ancora non è finita, perché sono stati creati questi istituti comprensivi che alla fine accorpano scuole di diverso ordine, si va dalle elementari alle medie, alle superiori magari, e questi accorpamenti, oppure tra scuole superiori di tipo diverso, anche eterogeneo, e c'è un unico preside che sta sopra tutto, e sono figure con una hanno un profilo diverso dai presidi di 10 anni fa, insomma, voglio dire, perché di fatto, insomma, riescono ad essere meno presenti per forza di cose, affidano ad altri insegnanti dei ruoli di riferimento nei singoli plessi, nelle singole scuole. Insomma, il sistema è molto mutato e probabilmente non è facile gestire situazioni complesse, ecco. Il consiglio d'istituto, dice ancora l'articolo, nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti amministrativo, 4 genitori e alunni, 4 studenti e il dirigente scolastico. Adesso noi qui non leggiamo tutto, appunto, come già vi dicevo.
L'articolo dice che le bocche all'interno dell'istituto, comprese quelle dei sindacati, restano cucite. Quello che emerge però è un malcontento tra il personale scolastico, tanto che, oltre a dimettersi dall'organo decisionale della scuola, gran parte dei componenti del consiglio d'istituto ha deciso di rimettere alla dirigente scolastica anche gli eventuali incarichi assegnati a inizio anno, e questo in una scuola che conta oltre 500 studenti, appunto perché questi accorpamenti hanno portato a scuole molto consistenti, non sono i numeri di certe scuole di Belluno, però insomma, o di Feltre, però insomma sono tanti. Una trentina di classi divise in due sedi, Follador e De Rossi appunto, e che vanta per il prossimo anno scolastico un aumento di iscrizioni, segno della vitalità di questa scuola. No? L'istituto Follador De Rossi si articola in 7 indirizzi, da quello originario minerario, e poi con la fusione poi, no, con il De Rossi. Ecco, lascio a voi appunto approfondire leggendo di più e seguendo la vicenda poi anche nei prossimi giorni, se vi interessa. Volevo farvi vedere un altro paio di cose secondo me importanti da questa, dal Corriere delle Alpi, andando di nuovo sulla prima pagina, permettetemi, adesso ci arriviamo subito. Ci sono due notizie relative di fatto alla guerra, in modo molto diverso per carità, e cioè, no, adesso mi sbaglio perché invece una è sul Gazzettino. Vabbè, un gruppo di appassionati di ricerche per quanto riguarda la Grande Guerra ha trovato nella zona del Monte Grappa i segni di cioè un graffito su un sasso che risale a un paio di secoli fa, quindi non ai tempi della guerra, ma questi ricercatori della Grande Guerra l'hanno trovato, e che indicano l'esistenza di un'antica strada tra Bassano e il Feltrino. Sul Grappa ha ritrovato il cosiddetto Sasso del Giro, un'iscrizione risalente a oltre 2 secoli fa, e c'è la fotografia delle persone che hanno rinvenuto questo masso con l'iscrizione, tracciata, si vede bene, proprio con quei tipici segni della scrittura di allora, con la croce. È un segno quasi confinario, insomma, un segno che determina sicuramente la riconoscibilità del tracciato. Scottini ne scrive pagina 24. Però volevo farvi vedere l'altra notizia che vi dicevo relativa alla guerra, la troviamo sulla prima del Gazzettino, vi faccio vedere tra un attimo, e sono delle bombe inesplose trovate in comune di Belluno, che hanno fatto scattare la necessità dell'intervento degli artificieri. Ma volevo farvi sapere che sul Corriere delle Alpi oggi c'è un approfondimento sulle due prime pagine, 2 e 3, no? Il primo sfoglio, sui nuovi criteri per essere ammessi alla facoltà di medicina. Università, approvata la legge, medicina, via i test, la valutazione arriva dopo 6 mesi. Pagine 2 e 3, adesso andiamo un attimo a sfogliare. Niente autopsia per Marco degli Uomini, il giovane sciatore morto in pista l'altro giorno, quindi sabato ci saranno i... i funerali. Posta in ritardo, blitz della finanza a Santo Stefano, verifiche all'ufficio recapito. Altri titoli su questa prima, questa qua viene da Treviso, però ci interessa. Riconosciuti 10.000 euro di risarcimento a una donna, dice lei, risarcita perché tradita. È una vittoria per le donne. E poi in taglio basso la notizia che invece sul Gazzettino diventa la notizia portante, cioè troppi inesperti in montagna, ed è riferita al report sull'andamento dell'anno del soccorso alpino nel 2024. No? Ecco, questo è il paginone di pagina 2-3, il primo sfoglio del Corriere delle Alpi. Si presenta così sui nuovi criteri di ammissione a medicina. Allora, sulla pagina di sinistra, la 2, trovate così: medicina, stop ai quiz. Vi leggo solo i principali titoli, poi lascio a voi. La Camera ha votato ieri la legge di riforma per l'accesso universitario. La selezione non si farà più con i test, ma scatterà dopo un semestre filtro. 30.000 studenti in più di qui ai prossimi anni. Nei primi 6 mesi ci sarà la formazione degli studenti. Padova e Verona, dove hanno sede le due scuole, dovranno procedere in tempi brevi agli adeguamenti. Fratelli d'Italia esulta, ha realizzato il sogno di moltissimi giovani che vogliono indossare il camice bianco. C'è un'infografica molto riuscita, molto facile da leggere, sui dati nel Veneto relativi alle università di Padova e a quella di Verona.
I ragazzi di Udu si esprimono però in modo critico, una misura propagandistica serve una vera riorganizzazione, di fatto bocciano la misura assunta dal Parlamento. Il presidente della scuola, tendiamo di conoscere i dettagli, i problemi di personale si risolveranno nel giro di 5-6 anni, dei TOS, risultato frutto di interlocuzioni, ma il numero chiuso non è stato abolito. Un altro parere, Gino Gerosa, importantissimo chirurgo, il luminare della cardiochirurgia, va ridisegnato il sistema, medici costretti a mansioni esercitabili da amministrativi, quindi bisogna togliere ai medici queste mansioni di amministratori, dice Gerosa. Un semestre, dice, è insufficiente a valutare, piuttosto si escludano gli studenti fuori corso. Anche questo potrebbe essere un criterio, insomma, la decisione è stata presa, ma come capite non tutti sono d'accordo sull'orientamento assunto. Ecco. Allora noi lasciamo il Corriere delle Alpi e torniamo sulla prima del Gazzettino, dove, al di là del titolo di apertura sul soccorso alpino, la foto centrale ci mostra un lupo. Il caso Confagricoltura chiede un piano più veloce. Per che cosa? Per il contenimento del lupo, ma su questo tema si registra una frenata della provincia di Belluno. La Confederazione Agricoltori di Belluno fa pressing contro i lupi chiedendo una roadmap regionale per il contenimento in vista della ripresa degli alpeggi, ma la provincia frena, prima andrà completato il piano di studio. Qui sotto c'è la notizia sulla guerra che vi dicevo. Belluno, 8 ordigni inesplosi sul Nevegal, l'area recintata, il transito è vietato. Si tratta di 8 bombe a mano che sono state ritrovate in Val Bruna, in Nevegal, durante una perlustrazione da parte delle Fiamme Gialle bellunesi. Ordigni che erano ancora integri, occultati sotto alcuni grossi massi. Immediate le operazioni di bonifica, essendo l'area molto frequentata da escursionisti, quindi insomma un problema di sicurezza non da poco, insomma ordigni esplosi che possono ancora fare il disastro. Insomma. Ieri avevamo parlato di quel quadro rubato anni fa, nel 73, dal Museo Civico di Belluno, che è stato trovato in Gran Bretagna, proprietà di una donna che lo ha comprato regolarmente e che dice di non volerlo restituire, non sapeva che si trattasse di un quadro rubato e un avvocato di Venezia dice riporterò il quadro al museo di Belluno. Ecco, gli appassionati d'arte qui trovano di che sfogarsi, ecco, lettere recapitate con troppi ritardi. Qui sul Gazzettino ha maggiore rilievo rispetto al Corriere delle Alpi la notizia. Le Fiamme Gialle a Santo Stefano, controlli eseguiti insieme all'Agicom. Blitz della Guardia di Finanza ieri all'ufficio postale di Santo Stefano. I militari hanno effettuato un'estesa verifica dopo le diverse denunce sul ritardo nel recapito della posta. Presente anche l'Agicom, autorità di regolamentazione del settore postale in Italia. Hanno fatto una verifica generale, fa sapere il funzionario regionale Adriano Musolino, parliamo della CGIL, hanno atteso che arrivasse il direttore, poi hanno passato in rassegna tutto, dai livelli di giacenza alle raccomandate ferme. Limana, il sindaco, non separateci dalla Valbelluna. Limana nel Feltrino o nella Valbelluna? In tempi di ristrutturazione dei territori tra sociale e unioni montane, Limana sceglie la Valbelluna, poi è stata sempre la sua naturale collocazione, mentre ricordiamo che Sedico, che era Valbelluna, dal punto di vista prima delle ULSS e poi anche dei distretti, se non sbaglio, appunto è stato aggregato a Feltre, perché sennò Feltre non aveva i numeri. La strada più pericolosa del comune è la statale 50, parliamo del comune di Belluno. A Oronzo, Tre Cime, il parcheggio si prenota in internet. Vi volevo far vedere la pagina del soccorso, gite in montagna, diffidate dei social. Il presidente regionale Giuseppe Zandegiacomo, che vedete nella foto, mette in guardia gli escursionisti dal prendere per oro colato indicazioni che si trovano in rete relative ai sentieri, perché sono spesso molto approssimative, ci invogliano magari a raggiungere luoghi che non sono così facili da raggiungere, magari con indicazioni sbagliate, e qui si annida chiaramente il pericolo, perché in montagna non si scherza, bisogna andare preparati, consapevoli. Tra crode e boschi senza assicurazione coperto solo il 3,6%. Vi ricordo che oltre a Dolomiti Emergency
La tessera del CAI garantisce già un'assicurazione per chi si muove in montagna, tenetelo presente, che riguarda eventuali coperture anche per le spese di intervento, l'elicottero, ok? Quindi teniamo presente questa opportunità che ci è data. Pressing antilupo, la provincia frena, come vi dicevo, il titolo in alto è relativo agli incidenti in città, la statale 50 resta la più pericolosa. La strada più pericolosa nell'ambito della rete stradale del comune capoluogo risulta la 50 del Grappa e Passorolle, segue ma a distanza la provinciale 1 della sinistra Piave, non è difficile immaginare che la 50 sia la più pericolosa, rappresentando l'arteria principale d'ingresso alla parte nord della città, praticamente lo stradone da Ponte nelle Alpi che viene dentro verso Belluno, che è anche quelle dove insistono i maggiori insediamenti produttivi oltre che commerciali. L'analisi è contenuta nel piano urbano della mobilità del comune di Belluno, che mette sotto indagine gli anni dal 2018 al 22 sulla base dei dati forniti principalmente dalla polizia locale. 7 decessi, cioè morti su una strada che attraversa la città, quindi insomma già questo numero insomma appare significativo, no? Il mese con un numero più elevato di sinistri è ottobre, il 75% si sposta in auto privata, non con i mezzi pubblici. Un sacco di dati, molto interessante leggere questa pagina qui. Allora, eccolo qui, vi mostro la foto delle granate trovate in Valbelluna, eccole qui nascoste appunto mezze coperte dal terreno, però sono 8 granate intere. Ecco, allora terminiamo qui questa nostra rassegna stampa condotta come sempre dai giornalisti dell'Amico del Popolo. L'invito appunto è quello a comprare questi giornali. Oggi dall'ora di pranzo sarà disponibile in digitale, cioè proprio come ho sfogliato il Gazzettino e il Corriere delle Alpi, anche il nostro Amico del Popolo che abbiamo chiuso in questi minuti. Ce l'avete a disposizione se siete abbonati, entrate con la password, con la vostra mail. Se non li avete, chiedete alla nostra segreteria@amicodelpopolo.it. Se siete abbonati, avete già compreso nel prezzo la possibilità di sfogliare il giornale in digitale, esattamente come l'ho sfogliato io adesso per il Gazzettino e il Corriere. Approfittate di questa cosa, l'avete già pagata, ok? E seguiteci su www.amicodelpopolo.it, oltre che su Radio Piave, che aggiorniamo aggiorneremo durante le prossime ore. Quindi da Luigi Guglielmi una buona giornata e un abbraccio a tutti. Ciao, ciao, buona giornata.